Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nell'anticipo della terza giornata della Serie B-Win si affrontano all'Olimpico di Torino la squadra di casa contro il Crotone, ex club di Franco Lerda. Clima di grande contestazione con una settimana davvero molto agitata nel club piemontese, contestazioni contro Cairo, contro Petracchi, cori anche prima della partita, ma la curva maratona decide poi di sostenere i giocatori, tante assenze anche per la formazione di casa. Dirige Dino Tommasi di Bassano del Grappa, un Torino privo soprattutto degli under 21 Ogbonna ed D'Ambrosio, soltanto panchina per il recuperato Bianchi. Inizio di match davvero tremendo, dopo 3 minuti questa grande occasione che capita sui piedi di Napoli e c'è il grande salvataggio dell'ultimo arrivato in casa Toro, Rubigno. La risposta della formazione in maglia granata, il cross di Junco dalla sinistra, interviene così d'esterno destro Sgrigna, mette fuori da ottima posizione. Buona però la risposta da parte del Toro. Arriva anche questo calcio di punizione per Gasbarroni, l'incrocio dei pali colpito dal fantasista del Toro, schierato a sorpresa. Andiamo a rivedere la conclusione di Andrea Gasbarroni, questo al minuto 21. La replica da parte però della squadra di Menichini è tremenda, con il tiro cross da parte di Ginestra, l'errore sotto porta incredibile davvero da parte di Cutolo. Al 24esimo si addormenta la retroguardia del Toro, Cutolo si divora un gol e anche Menichini non si capacita dell'errore macroscopico della sua punta, ma è macroscopico anche l'errore pochi minuti più tardi da parte di Junco su questo lancio molto bello di Devezze. Con le immagini andiamo direttamente alla ripresa, inizio se possibile ancora peggiore per il Torino. Riceve il pallone Cutolo che scarica questo sinistro devastante, nulla può Rubigno, il pallone si infila sotto l'incrocio dei pali, è il secondo gol in campionato per Agnello Cutolo, una conclusione davvero bellissima, merita più e più replay, nulla può l'estremo difensore brasiliano. Anche la sfortuna si accanisce sul Toro, si fa male il capitano Zanetti, entra Obodo e poi al 58esimo arriva il grande momento di rientro in campo di Rolando Bianchi al posto di un evanescente Pellicori. Questa grande apertura di Junco per Sgrigna che calcia la testa del primo palo. Belec, giovane portiere del Crotone proveniente dalla primavera dell'Inter, non si fa sorprendere. Ancora Toro, Devezze per Obodo e qui è preziosissimo l'intervento di Viviani che mette il pallone in calcio d'angolo. Crotone trova però il tempo per replicare con questo pallone di De Giorgio per Ginestra all'altezza del primo palo, non si lascia sorprendere Rubigno e sventa in corner. Ancora la squadra calabrese con questo pallone per il neoentrato Ledesma che si coordina esterno sinistro, che accarezza all'esterno della rete. Lerda si dispera per l'ennesima distrazione difensiva, ma arriva questa bellissima azione di prima. Obodo, lo scambio con Bianchi, poi pallone allargato per Sgrigna, in mezzo per Junco, grande colpo sotto, è il pareggio del Torino. Al 76esimo viene rotta la maledizione ancora una volta dall'ex attaccante del Cittadella, dalla sua seconda segnatura in maglia granata. Grandissima la finalizzazione, ma straordinario tutto lo sviluppo della manovra granata. E nel finale c'è anche tempo per la moviola con Lazarevic che viene contrastato così da Ledesma. Siamo nei minuti finali del match, non interviene Tommasi che decreta dopo 3 minuti di recupero alla fine dell'incontro primo punto per il Toro di Lerda, sale a quota 3 in classifica invece il Crotone. Il tempo per la vittoria però è ancora rimandato.